Allora, Televignone ancora nella casa della maestra Laura Bertamini, la mia vecchia maestra. Quanti anni ha la Laura? Adesso in settembre ne compio 85. Mamma mia. Si ricorda di noi, di quegli anni lì? Oh certo, mi ricordo proprio. E il bello era prenderli in prima classe e poi portarli fino alla quinta, no? E poi si ricordano, ecco. E che era i Lazzaroni. Chi erano i Lazzaroni in quel periodo lì? Ma, Non si fa nomi, va bene, no, va bene. De Vivaci, per esempio. Per esempio, sti giorni salta fuori uno, ma non so, non era forse era di quei del 61 ancora dopo, che lei alla RAI come musicista. Ah dai. Lei uno che di Bolognana, Donato, lo chiamano Donatello, ma però il suo nome è ben Donato. Ah, ho capito, Donato, ho capito. ha capito chi è? Sì. E quello era vivace, capito? Aereo, non mi fido a dirglielo, ma insomma lei era una macchietta. Certo. E lei era una maestra che mi ricordo, era avanti anche con la tecnologia, perché ne portava le registrazioni del Zecchino d'Oro in classe. Si ricorda? Sì. Ben avanti, si faceva tutto quello che si poteva, insomma. Penso che dopo ne sento più tardi, ho visto che quello che noi insegnavamo in quinta lo facevano in terza media, no? Cioè portavamo avanti anche, sì, tante cose, insomma. Ma la insegnava praticamente a scrivere, a far di conto a tante generazioni. Ma lei era nativa di qua o lei veniva da fuori? Prego? Lei veniva a Bolognano da fuori? Sono venuta dunque ho insegnato in Val di Fiemme un anno come fuori ruolo a Carano e poi 6 anni di ruolo, ero diventata di ruolo nel 50, 49, 50, non so, a 50, a Castello di Fiemme, poi ho avuto il trasferimento a Romarzolo prima, no? E da Romarzolo poi mi ha dato il trasferimento accanto ai genitori, perché avevo qui i genitori soli e i miei fratelli a Trento, che lavoravano a Trento, quindi... E una domanda che ne fece da voci, magari in maniera maliziosa. Ella è sempre stata una figura di grandi valori religiosi, di fede, ma gara mai ha un morosotto? No, appunto, ho avuto, specialmente negli anni, ero su fino a 29 anni in Val di Fiemme, no? Venivano d'estate per esempio a villeggiare o così, anche di Verona, di qua di là. E non ho mai avuto dichiarazioni, e anche qua ad Arco, però ho sempre avuto una direttiva di non sposare. Perché? Ma avevo un ideale davanti, cioè non sposare per il Signore. Ho capito, cioè praticamente era sempre stata dichiarata a Gesù, allora. Si sente così, quasi una suora laica. Sì, suora, no, ma insomma così. Vivere nel mondo ma senza essere del mondo, insomma. Esatto, ma adesso lei è comunque parte della comunità pastorale qua, no? Attiva. Sì, fa parte della parrocchia e dopo così anche. Come cambia il mondo? Nella parrocchia? No, anche qua, ma tutto insieme. No, se ben molto cambiato. Certo che però dovendo un pochettino non andare avanti coi tempi, insomma cercare di stare attenti di non lasciarsi troppo condizionare, ma cercare di andare avanti, non restare del passato, perché non è possibile. Dobbiamo vivere il presente. Ma a parte la crisi economica, i problemi che l'azienda è diventata più
come dire, non cattiva, più No, egoista? forse siamo più, mentre una volta, mi ricordo anche quando i primi anni che facevo scuola, così anche queste famiglie così fra di loro, le famiglie adesso sono tutte per conto loro, No? cioè sono un po' divise, insomma, Certo. cioè, Le ha perso un po' il senso di comunità. ecco, il senso di comunità. Ecco, invece i nostri, anche la nostra nuova, come si dice, commissione parrocchiale, come, insomma, adesso vuole proprio creare una comunità, addirittura le 3 paesi insieme, no? È un po' difficile, ma sono Certo, San certo. Martino e E nonostante l'età vive ancora da sola ed è molto lucida. I giorni che passa, ma sente la difficoltà, il problema, la solitudine. Ho anche aiuti, per esempio mi viene anche una donna almeno una volta a settimana, Sì. poi se ne avrò bisogno di più. E poi c'è un nipote che viene a lavorare ad Arco, che è spesso qui a mangiare da me, Ho capito. di Trento, ecco, e sono collegata molto al mio fratello e alle mie cognate, insomma, cioè perché la mamma di quello che viene qui è rimasta vedova, che è quello che è morto in montagna, sì, e sì, quello sì. è il Dio. Esatto. L'ultima cosa, quando la guarda in avanti, quando la guarda verso quel che secondo lei è la luce, quindi la fede, l'altro mondo, cosa vede? Ed è un forte aiuto, ti porta avanti, non è che ti senti, io non mi sento affatto sola, per esempio, però l'indirizzo è quello. Ma è vera che viene un'altra vita più bella? Certo, lo sentiamo, lo creiamo, se noi insomma si va avanti e si cerca anche, perché prima si parlava, si diceva di solidarietà, cioè, Sì. un pochettino è tutto un giro, si cerca anche di aiutare, insomma, Certo. e allora ci si sente anche utili. Chiaro. Maestra Laura, la ringraziamo e veramente le siamo riconoscenti a nome di tutti quelli che sono passati sui banchi davanti a lei.